solitamente non tengono. Va bene. Siamo in coppa, quindi questo vuole stare all'alto. Tesala al massimo e fissala. Chiudi lo stopper, Stefano, chiudi lo stopper della drizza. La drizza ci siamo. Ok, adesso tieniti il braccio, tiralo. Aprilo. Ok. No, così troppo strallato. Troppo quadrato. Allora, questo deve essere in linea col tangone. Tutta una linea. Ok, adesso però bisogna vedere l'andatura. Uguali. Per il momento dobbiamo Sempre vedere uguali, l'andatura. quindi, se tu giri, adesso siamo ben in poppa, guardati la freccia su. Orziamo un po'. No, così la facciamo cambiare. Sì. Allora, questa è passata male. Questa va tirata un Però po'. fa l'effetto del barber, cazzo. Allora, mollami questa, mollami il braccio. Vedi che siamo davanti alle sacche, no? Anche di questo caso. Tieniti questo. Passaglielo. No, da qui è buono come misura, dai. Pensavo peggio. Pensavo che fosse sicuramente non più di giri. No, ma no, tieni un po' il braccio su, appena ecco, così. Pesami un po' la randa. No, siamo passati male di nuovo. Dai, correggilo. Questo me lo devi rimollare. Devo passare fuori, mollalo. Devo passare fuori del campo. Teoricamente ci vorrebbe un barber qua, io glielo faccio. Sì, Poi glielo faccio. Rimettilo dentro. Non ce l'ha in... Di serie. Non ce l'ha in serie. Cos'è un barber? È una cosa che Barber può tenere È un rinvio praticamente. Il braccio te lo tieni fissato qua, più vicino alla prua. Ci vuole una pastecca. Dobbiamo staccarci dalla prua, dalla strada. devi lasciare. Se tiro. Ma non. Ah, sì, che tiro, stavo dicendo. Adesso strozzate, questo è il braccio fa strozzato, quindi bisogna lavorare la scorza. Questo teniamolo così, adesso siamo un po' quadrati, poggianando. Qui andrebbe un po' abbassato questo qui, no? Quale? Il ferro? No. Allora adesso siamo un po' troppo più al vento, vedi che si sta. Allora, siamo in poppa, guarda il vostro vento. Devi un po' tirare appena sopravvento il braccio, perché sta punteggiando. Vedi che sta punteggiando. Aprilo un po' di più. Siamo in poppa piena, apri. Tira di più, Stefano. Ecco, ok, basta, fermati così. Allora, cos'è? La regolazione è questa, il tangone deve essere perpendicolare al vento. Lo vedi la freccia? No? Quindi la freccia è così, questo vorrebbe ancora perpendicolare al vento. perpendicolare. Ok, quindi adesso su per giù ci E il boma della randa parallelo al tangone. Quindi basterebbe che ecco, quindi praticamente bisogna uno agisce Questo sulle va due, la scatto questo, tutte e due sono uno regolari. agisce sulle due, ma Perché una disturba l'altra. Se tu lasci questa cazzata e quello quadrato ti toglie il vento, allo spiro, ti collassa lo spiro, cammino va in stallo. quindi adesso questo su per giù potrei lascarlo. Così dai, almeno ci siamo. Allora poi la regolazione per la scotta. Via. Quindi questa Per la scotta